Rilanciare il turismo sull'altopiano di Asiago realizzando una struttura da destinare al golf e allo sci di fondo in località Meltar. È il progetto che la Regione Veneto ha deciso di cofinanziare con un contributo di 1.125.000 euro, accogliendo la domanda avanzata dal comune di Asiago. Si tratta di un intervento ancora in fase preliminare. Dopo la presentazione del progetto esecutivo e la firma della convenzione tra pubblico e privato, che sosterrà parte del costo dell'opera, il comune conta di indire la gara per la realizzazione tra settembre e ottobre per avere la struttura operativa entro il 2016, al massimo 2017. Con un unico finanziamento andiamo a favorire lo sviluppo della montagna, che durante l'inverno diventa un splendido campo di sci di fondo e durante l'estate diventa un straordinario campo da golf. Quindi con questo progetto andiamo con molta coerenza verso quelli che sono i nostri obiettivi. Uno, destagionalizzare la presenza turistica nel nostro Veneto, perché si potrà utilizzare questo impianto 12 mesi l'anno. Il secondo obiettivo è quello di portare turisti, facendo crescere la presenza turistica nel Veneto, in zone meno frequentate, quindi senza andare a congestionare zone già molto frequentate. Ma dobbiamo, attraverso gli investimenti che stiamo compiendo anche sull'impiantistica di risalita, riacquisire quella completezza nell'offerta turistica invernale che possa garantirci la riacquisizione di quelle fasce di mercato che abbiamo perso perché hanno preferito altre località più attrezzate e più evolute dal punto di vista impiantistico.